Buongiorno a tutti, sempre dall'ufficio associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Venerdì 13 di settembre. Questo, a differenza di altri, sarà un video un po' più lungo, perché ci sono diverse cose che devono essere divulgate e dovete sapere, sia risparmiatori che non risparmiatori. Perché poi i mass media quando raccontano le notizie fanno sempre una sommatoria, un riassunto che non sempre corrisponde alla verità, fino in fondo. Allora, questo è un video, come vi dicevo, un po' più lungo, vi prego di ascoltarlo fino alla fine perché è importante, ci saranno due considerazioni, due notizie importanti e per chi ancora crede nel fatto di poter cambiare le cose e chi ha ancora energia da spendere in questa lotta, noi preghiamo di condividere questo video perché è importante. Se il contenuto vi piace fatelo, è importante che ciò che vi dico venga diffuso. Purtroppo noi, sapete, siamo un'associazione di risparmiatori molto semplice e molto piccola, anche se siamo la più numerosa d'Italia. Vi prego quindi, per chi può, per chi riesce, di condividere e darci più energia possibile, più forza possibile. E per questo vi ringrazio già da adesso. La prima cosa che volevo fare è leggervi un comunicato. Devo leggermi un comunicato e ve lo leggo perché non voglio sbagliare, voglio essere molto preciso. Voi sapete benissimo che ci sono stati dei problemi e ci sono dei problemi perché migliaia di voi risparmiatori e migliaia di persone ce lo stanno segnalando ancora tutti i giorni sulla decifrazione di alcune voci all'interno della piattaforma FIR, che è quella che dovrebbe ridare il 30% ai risparmiatori defraudati. Ok, ci sono alcuni problemi in piattaforma e nelle voci che per molti aspetti sono oscure. Per questo noi siamo stati convocati lunedì 16 a Roma. Ho un comunicato in merito, vi prego di ascoltarlo bene. Leggiamo con interesse l'articolo del Corriere del Veneto di giovedì 12 settembre riguardante le dichiarazioni del dottor Dell'Eva, responsabile piattaforma FIR, e non nascondiamo alcuni momenti di intenso stupore nell'apprendere che secondo lo stesso il sito non sarebbe mai andato in blocco. Probabilmente tecnicamente non è blocco fermare completamente un sito a pochi giorni dall'apertura per work in progress, così come dimostrato da un articolo di Repubblica di qualche giorno fa, che ha anche fatto una foto di quella pagina. Prego il dottor Dell'Eva di andarselo a vedere. Ma bando ai tecnicismi, la verità è che il sito, sia per costruzione che per lessico, è ben poco fruibile, al di là di quelle che erano l'intenzione del legislatore. Il mandato a crearlo, Consap sapeva di riceverlo ben prima, caro dottor Dell'Eva, del 22 agosto, data dell'ultimo decreto attuativo. Si sarebbe dovuto creare allora un momento di confronto con le associazioni. Per questo ed altri molto più pesanti e corposi motivi sottolineiamo un clima di nervosismo da parte di migliaia di risparmiatori e famiglie che ci onoriamo di rappresentare. Solidarizziamo con le associazioni di risparmiatori venete che hanno scelto, per quanto dichiarato appunto dal responsabile del portale in quell'articolo sopracitato, queste associazioni non scenderanno a Roma e noi siamo solidali con queste associazioni, ritenendo che le formazioni altamente elusive delle realtà nell'articolo del Corriere del Veneto. Noi che credevamo, l'associazione scenderà e parteciperà lunedì 16 alla riunione, cosciente del dovere civile e sociale che ricopre, ma consapevole altresì che da quando il governo del cambiamento è uscito di scena, molto poca è stata l'attenzione e la comunicazione con i risparmiatori e i loro rappresentanti. I nervi sono tesi e i 180 giorni scorrono. Non vogliamo perdere altro tempo e non accetteremo situazioni ambigue o poco chiare che possono danneggiare i risparmiatori. Andremo a Roma per risolvere la situazione e lo stallo attuale, se ciò è nell'intenzione dei palazzi romani. Qualunque altra volontà sarà combattuta con ogni mezzo. Spero di essere stato chiaro. La seconda parte molto importante sono le nomine dei sottosegretari che sono state fatte nel nuovo governo in queste ore e noi non ne abbiamo mai fatto una questione partitica, non ne abbiamo mai fatto una questione di simboli o di colori, però
dobbiamo farne una questione di persone, di coerenza e di problemi che abbiamo affrontato. Questo bisogna farlo. Allora vi dico ufficialmente che c'è volontà di nominare come sottosegretario a Roma al MEF nuovamente l'onorevole, ex onorevole Pierpaolo Baretta, candidato alle ultime elezioni nel PD in Veneto. Collegio, quello veneto, che è stato fortemente penalizzato, quello dove era candidato il dottor Baretta, fortemente penalizzato per i risultati della gestione dello stesso del tema banche a discapito dei risparmiatori. Noi lo abbiamo cacciato dai palazzi romani. Oggi sembra che ce lo dobbiamo ritrovare nominato di nuovo e non eletto all'economia. In questo paese, se così fosse e per noi, si apre un grave problema. Noi speriamo vivamente che ci sia un ripensamento per quanto riguarda il nome di questa persona. Lo chiediamo vivamente come associazione di risparmiatori, non solo delusi ma traditi, amareggiati da questo sottosegretario che si è comportato in maniera indecente con noi. Speriamo che ci sia un ripensamento, altrimenti ci vedremo costretti, e lo faremo nelle prossime ore, a rivolgerci al presidente Mattarella, perché la democrazia in qualche modo in questo paese deve arrivare. Questa nomina non è democratica, almeno questa è la mia opinione e me ne assumo tutte le responsabilità. Stateci vicini, risparmiatori, noi continuiamo a lottare, continuiamo, come vedete, a combattere e a farci molti nemici potenti, però questo in nome della giustizia. Grazie mille per l'attenzione, se potete, ripeto, condividete questo video. Grazie mille.